dirigere il destino dell'universo. Joey, non ce la farai mai! Muoviti, Alex! Tu non puoi competere con un dio. Un cast stellare. William Shatner, Gerard Depardieu, Bruce Payne. Creators the Past, dall'8 ottobre al cinema. C'è un'unica soluzione. Vai a Las Vegas e firmate l'annullamento. 01 Distribution presenta Ti vorrei invitare a cena, così almeno festeggiamo il nostro divorzio. E che brindiamo? Giampaolo Morelli, Andrea De Logu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi. È la notte da leone! Non ti preoccupare, Lore. Divorzio a Las Vegas, dall'8 ottobre al cinema. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Processate anche RPL, prosegue questa non stop. Avete appena sentito l'intervento pirotecnico di Alberto Bagnai, che ha concluso il convegno su libertà e sviluppo economico in Italia, valori in contraddizione, punto di domanda. Adesso mi sembra sia già cominciato, ormai sì, è cominciato, perfetto, è già cominciato. Noi quindi, restando in Sicilia e al tempo stesso qui in via Belleria a Milano, vi diamo conto di questo altro convegno. Il titolo, naturalmente tutto va verso la giornata di domani, ovviamente. Covid-19, governo Conte, la nostra libertà e le verità nascoste sull'emergenza. Parlano Antonio Catalfamo, che è capogruppo della Lega LARS, è l'acronimo di Assemblea Regionale Siciliana, Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, il parlamentare siciliano della Lega, uno dei parlamentari siciliani della Lega, Alessandro Pagano, e poi il consigliere della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Pruiti Ciarello. Ve l'ho detto prima, la Fondazione Einaudi che si è prodigata, si è mossa ancora ad aprile, maggio, affinché fossero dissecretati i verbali dei CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Non c'è voglio fa sapere che quello che stanno a fa il governo Conte alla faccia della trasparenza. Ruggero Razza, che è assessore regionale alla salute in Sicilia. Moderatore Giuseppe Sottile, direttore di Buttanissima Sicilia, quindi buon proseguimento. Sia che la profilassi doveva essere omogenea su tutto il territorio nazionale, data la diffusione estesa del contagio, in realtà non resiste al verbale del Comitato Tecnico Scientifico, che è stato successivamente desecretato. L'idoneità, ovvero la funzionalità di quei decreti a contenere il contagio. Anche qui, a ben vedere, andando ad analizzare i verbali del Comitato Tecnico Scientifico, non si riesce, anche se questi verbali vengono richiamati dai decreti, a trovare in effetti un appiglio scientifico che ineluttabilmente ci porta a dire che erano provvedimenti conducenti alla risoluzione o al contenimento del problema. E inoltre la proporzione in senso stretto, in altri termini l'analisi costi-benefici su tutto il territorio nazionale. I benefici di quei provvedimenti così incisivi sulle nostre libertà e sull'erogazione dei pubblici servizi sono stati superiori ai costi. Ora, io parlo da siciliano, noi in Sicilia stiamo ancora cercando di quantificare i danni economici del lockdown. Come Assemblea regionale siciliana ci siamo dovuti muovere con una finanziaria di guerra da miliardi di euro, a prescindere poi da tutti i ragionamenti successivi sulla reperibilità di quei fondi. Non sappiamo ancora quante imprese chiuderanno e, tra l'altro, Tridico si è triplicato lo stipendio, ma le casse integrazioni mancanti non sono 30.000 come ha detto lui, ma dal sito dell'INPS si evince che sono 140.000 ed alcune sono chieste dai datori di lavoro che potrebbero chiederle per 1, 2 o 300 lavoratori. E aggiungo un altro elemento di valutazione e di riflessione. Il diritto vivente, la giurisprudenza, ci dà ulteriori dubbi circa la liceità del comportamento dell'esecutivo nazionale, perché la sentenza 516 del 2020 del giudice di pace di Frosinone
annulla un verbale combinato a un cittadino ricorrente che è stato trovato durante il lockdown a circolare senza una giustificata motivazione. Recita il dispositivo della sentenza che il fondamento giuridico, ovvero il decreto del 9 marzo che estendeva gli effetti di quello dell'8 marzo a tutto il territorio nazionale, è illegittimo perché viola l'articolo 13 della Costituzione. E quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che ci sono forti dubbi circa il rispetto di tutti i requisiti giuridici dell'operato del governo. E perché allora c'è stata questa condotta probabilmente spregiudicata? Perché era necessario probabilmente congelare le coscienze. Noi, per carità, sappiamo che era necessario gestire la pandemia, ma sappiamo anche che la pandemia è arrivata in un momento dove si parlava di crisi della democrazia. In Italia si maldigeriva e si maldigerisce tutta questa serie di giochi di palazzo che sono stati architettati per rimanere in sella, anche se palesemente chi governa in questo momento non rappresenta più la maggioranza del Paese. E allora probabilmente celandosi dietro la tecnocrazia, dietro i funzionari della protezione civile, dietro i virologi, certa politica ha forse voluto in qualche modo spostare l'attenzione su altro, ma grazie a questi verbali che sono stati desecretati, questa foglia di fico della tecnocrazia è caduta. Cosa possiamo dire? E mi avvio a concludere. Sono alle conclusioni. Aldo Moro una volta disse che in Italia l'età delle libertà rimarrà effimera se la politica non riscoprirà il senso del dovere. La politica, la buona politica, non deve mai mascherare la verità o confezionarla a proprio piacimento, deve sempre cercare di ricomporla e di raccontarla a tutti nella maniera esatta. Grazie direttore. Grazie. Ha accennato l'onorevole Catalfano alle verità nascoste. Un protagonista, quello che ha alzato il velo di fatto su questo mistero, è l'avvocato Andrea Priuti Ciarello. Prego. Grazie direttore, un saluto a tutti i correlatori e a tutto il pubblico presente. Ringrazio l'assessore Savonà per avermi voluto qui a raccontare questa esperienza. L'intervento tecnico che ha appena fatto Antonio Catalfamo lascia poco spazio alla descrizione della pochezza giuridica con la quale il governo ha affrontato questa emergenza da Covid-19. A me preme sottolineare alcuni passaggi per dare delle suggestioni alle persone e per far comprendere in realtà quale sia, a mio avviso, il vero focus del problema tecnico dell'amministrazione di questa emergenza da Covid. Il problema che io vedo innanzitutto è un problema di Stato di diritto, è un problema di metodo più che di merito. Io ricordo che all'inizio di marzo, e sono sicuro che tutti voi lo ricorderete bene, almeno quanto me, quando in TV appariva il Presidente del Consiglio tutte le sere o giù di lì a proferire numeri, a snocciolare vittime o a rendere noto l'aggiornamento del numero dei contagiati, vi era una impostazione, tra virgolette, paternalistica di chi si vuole occupare dei propri figli e quindi impedisce a volte a fini educazionali ai figli di fare qualche cosa. Ora, l'idea paternalistica dello Stato non mi appartiene, io sono un liberale e sono abituato anche a essere spesso minoranza per le idee che mi appartengono e a fare le battaglie che ritengo giuste in virtù di un'etica superiore che è l'etica appunto dello Stato. E questa visione paternalistica dello Stato, espressa da Conte ma espressa soprattutto da questa maggioranza di governo, è in realtà molto più perniciosa perché non si esplicata solamente nei DPCM che sono stati emanati, ma si esplica in maniera più strisciante, direi in maniera carsica, in una totale delegittimazione del Parlamento. Qua al mio fianco c'è Molinari che lunedì 28 ha sottofirmato alla Camera una mozione per chiedere al Governo di essere più trasparente nella gestione dell'emergenza e rendere subito noti i verbali del CTS. Ma a cosa servivano questi verbali del CTS? Perché da parte della maggioranza ci è stato detto, lo diceva Ceccanti del PD in quella discussione in aula,
Ci è stato detto che in realtà questi verbali alla fine non dicono nulla di nuovo, non c'è nulla da scoprire, non ci sono segreti inconfessabili. Purtuttavia però decidono di non renderli immediatamente disponibili. Ma perché? Da parte mia, per l'appunto dicevo che non è una questione di metodo delle scelte, di merito delle scelte, perché giusto o sbagliato poi non sta a me decidere se i provvedimenti adottati con DPCM sono stati congrui, sufficienti, ultronei o insufficienti. Io ho le mie idee, penso per esempio che il lockdown nazionale a marzo non serviva, soprattutto non serviva per quelle regioni come la nostra, come la Calabria, come la Basilicata, come la Puglia, che all'epoca avevano un numero di contagiati assolutamente irrilevante e quindi non si comprende il motivo per il quale i cittadini di queste regioni, cittadini italiani di serie A al pari dei cittadini italiani di serie A di tutte le altre regioni d'Italia, abbiano dovuto subire quelle restrizioni alla libertà personale che poi sostanzialmente si sono espresse in un impoverimento economico notevole. E questo è il problema vero che non meritavamo come cittadini siciliani di avere, e magari poi ne parlerà anche l'assessore di questo. E questo stato, diciamo, di malessere lo abbiamo affrontato sotto l'aspetto giuridico. Abbiamo chiesto al governo, alla protezione civile, al capo del Dipartimento della protezione civile, di dire: scusate, ma siccome voi nei DPCM ponete l'attenzione su questi verbali del CTS come fosse una legge coranica o biblica che dir si voglia, come fosse la fonte scientifica che legittima queste restrizioni di libertà, ma volete farceli vedere? Ce li volete rendere disponibili? Io ritengo che come cittadino italiano ho il diritto di conoscere le motivazioni per le quali le mie restrizioni di libertà sono così puntuali e così forti. Ebbene, il governo ci ha risposto picche, ci ha detto assolutamente di no, con una motivazione direi molto burocratichese. Dice: non ve li possiamo fare vedere perché sono atti amministrativi generali o atti che afferiscono a una normazione generale. Facendo un cappelletto giuridico vi dico che in realtà avevano ben poco degli atti amministrativi generali, anzi erano ordinanze. Vado a concludere perché così risparmio un po' di tempo a beneficio degli altri. Vi dico solo che abbiamo fatto ricorso al TAR, abbiamo vinto. Il TAR ha riconosciuto non solo la bontà della nostra richiesta d'accesso, che ovviamente abbiamo subito esplicato come richiesta a beneficio di tutti, noi abbiamo reso pubblici immediatamente tutti quei verbali, ma il TAR ha stabilito anche che quegli atti che il governo voleva tenere segreti in virtù di quella configurazione non lo erano. Erano atti che al contrario dovevano essere messi a disposizione immediatamente ai cittadini, per far sì che i cittadini possano giudicare, comprendere qual è la reale entità del problema e del pericolo e soprattutto esercitare quella funzione di controllo politico e di critica politica che il Parlamento esercita nei confronti dell'esecutivo. L'ultima chiosa è riguardante appunto la tendenza di questa maggioranza parlamentare a ulteriormente delegittimare il Parlamento. Io sono stato il coordinatore nazionale dei comitati del no al referendum, non so cosa avete votato, però quella battaglia l'ho fatta in continuità con questa battaglia, perché è importante in Italia tutelare lo Stato di diritto attraverso le istituzioni. Chi non crede nelle istituzioni e non difende le istituzioni non ha a cuore la libertà dei cittadini, e siccome da liberale per me la libertà è il bene primario, vi lascio immaginare cosa faremo in futuro. Grazie. Il tempo stringe, andiamo subito all'onorevole Razza che ci spiegherà soprattutto quali sono gli effetti del Covid sugli ammalati non di Covid. Cioè, qual è lo stato degli ospedali oggi, della sanità oggi, alla luce del Covid? Intanto grazie direttore, ma ne approfitto prima di rispondere alla domanda per rivolgere anche io un pensiero di ringraziamento per avere voluto che un'iniziativa così importante della politica nazionale fosse in Sicilia ed a Catania in modo particolare. Ed è un ringraziamento che sento anzitutto di voler estendere a Stefano Candiani, che è segretario della Lega in Sicilia e che è anima... ciao Stefano! E che è anima
della organizzazione della Lega siciliana. La domanda che il direttore Sottile mi rivolge ha una premessa però, che è un po' in linea di continuità con quello che si diceva prima, perché in Italia il centrodestra ha la responsabilità di guidare il maggior numero delle regioni e l'80% dei cittadini italiani sono amministrati da governi regionali che hanno lo stesso schema di lavoro. Questo l'avrebbe dovuto capire anche un presidente di regione, quello della Regione Lazio, che quando ha detto che se ci fosse stato un governo di centrodestra alla guida dell'Italia, se ci fosse stato un governo a guida di Salvini alla guida dell'Italia, avremmo avuto le fosse comuni e i morti per strada, ha dimenticato che in Italia, nel momento più difficile dell'emergenza, tutte le regioni coinvolte dalla maggiore difficoltà avevano una guida di centrodestra, e non perché un gioco di prestigio nel palazzo, caro Alessandro, ha determinato quella decisione, ma perché quella decisione l'hanno determinata con il loro voto i cittadini di quelle regioni. E allora noi dobbiamo avere questo sentimento anche di condivisione, e lo abbiamo dimostrato in ogni passaggio con tanti colleghi. Io ho il piacere di citare per tutti Luca Coletto, con il quale avevamo iniziato il ragionamento per il patto per la salute, o Luigi Cardi, che dalla Regione Piemonte guida la Commissione Salute. Con questo senso di responsabilità, con il senso di responsabilità di chi deve guidare i processi di organizzazione della salute nei propri territori, noi ci siamo occupati dell'emergenza e lo abbiamo fatto in spirito di condivisione, ma ci stiamo occupando anche della fase più complicata, quella che aprirà ad una nuova possibile ondata di contagi che non deve trovare contemporaneamente due lockdown, perché non deve trovare il lockdown economico che distruggerebbe i nostri territori nel Mezzogiorno, in Sicilia in modo particolare, ma non deve neppure trovare il lockdown sanitario, perché per troppi mesi abbiamo sospeso attività ospedaliere, attività chirurgiche, attività in elizione, come se si dovesse curare soltanto chi si trovava coinvolto dall'epidemia, mentre si potevano dimenticare i malati di tumore, mentre si potevano dimenticare i cardiopatici. Ecco che oggi noi organizziamo le reti ospedaliere in maniera diversa, pensando anche a questo, e in una fase nella quale dobbiamo anche assumerci delle responsabilità, lasciate che io lo dica, che il governo nazionale ancora non si è assunto. Perché quando si è pensato nel decreto rilancio di scrivere all'articolo 2 che bisognava ridefinire la rete ospedaliera in tutta Italia perché quei parametri erano sbagliati, soprattutto sul numero delle terapie intensive, e si doveva correre velocemente, il governo nazionale aveva due strade. O poteva dire, come aveva fatto per altre iniziative, qui ci sono le risorse a disposizione delle regioni, pensateci immediatamente voi, oppure poteva costruire un recinto centralista e dire anche questa parte dell'attività viene accentrata a livello nazionale, se ne occupa il commissario per l'emergenza, e cioè se ne occupa chi avrebbe dovuto reperire i dispositivi di protezione individuale per tutta Italia e non lo ha fatto perché anche a questo hanno adempiuto le regioni. Morale della favola, forse alla fine del mese di ottobre avremo la delega ai presidenti di regione, ma abbiamo perso marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. 7 mesi preziosi che avrebbero potuto mettere a disposizione una rete ospedaliera in ogni parte d'Italia maggiormente adeguata. Ma anche un'altra questione, e mi avvio a concludere, caro direttore, mi sta particolarmente a cuore. Lo dico al capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, perché tanti amici siciliani lo sanno, lo sa Alessandro Pagano, che tra le altre cose mi è stato predecessore nell'incarico alcuni anni prima e con il quale abbiamo sempre condiviso un rapporto di collaborazione fecondo. Per una regione come la Sicilia, l'ecosistema salute rappresenta tanto anche in termini economici, perché se in Italia questo sistema di organizzazione vale l'8% del PIL, in Sicilia vale il 12%,
e quindi è anche un segmento straordinariamente importante per assicurare servizi ai cittadini. E noi vogliamo vincere un'ulteriore sfida che il Covid ci ha insegnato, che è quella di curare chi non è malato di Covid, ma è anche quella di fare ripartire un settore come quello manifatturiero sanitario che oggi ha subito le maggiori decurtazioni, quantomeno negli ultimi 20 anni. Perché se noi ancora oggi, per inseguire una mascherina, nel 95% del mercato, questa mascherina l'andremo a comprare in Cina, evidentemente non abbiamo capito la più grande delle lezioni che questa pandemia ci insegna. Grazie all'onorevole Razza. Ci resta il tempo prima di trasferirci al posteggio Borsellino per il comizio dell'onorevole Salvini, parcheggio Borsellino. Abbiamo tempo per gli ultimi 2 interventi. Prima do la parola all'onorevole Pagano e poi le conclusioni all'onorevole Molinari. Prego l'onorevole Pagano, che è stato di un polemico assoluto nei confronti del governo nazionale. Prego. Polemica costruttiva, naturalmente, direttore, no? Allora, siccome mi ha detto che non esiste il secondo giro, quindi dobbiamo fare tutto in 5 minuti, almeno il mio intervento è questo, e a Riccardo ovviamente di più, io mi sono preso gli appunti per una traccia, quindi i miei, da questo punto di vista, vedeteli come non elementi di sterile polemica, ma come riflessioni su cui evidentemente tanti di noi sono arrivati per vie diverse, perché ognuno di noi poi ha la propria cultura, la propria storia, la propria capacità anche di confrontarsi con i temi reali, e io ho verificato che molte delle cose che sono state ovviamente oggetto di disamina polemica, come bene da grande osservatore di questa ragione il direttore Sottile ha evidenziato, io ho cercato nel mio piccolo, ove è possibile, nelle platee, nei posti dove è stato possibile dirle, evidenziarle. E io qui oggi vi vorrei mettere questa scaletta, che ovviamente non ha, come dire, la pretesa di avere delle risposte, ha la pretesa di mettervi un chiodo in testa, cioè di dire: ma può essere che realmente le cose non sono andate secondo la narrazione ufficiale del pensiero unico dominante? Lo sappiamo che è così, però un conto è mettere in fila tanti fatti senza risposte, un conto è arrivarci in maniera, diciamo, involuta. E allora, primo passaggio. Siamo tutti d'accordo che il virus esiste, questo Covid esiste ed è stato fatto in laboratorio sin dal 2015 almeno? Siamo tutti d'accordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per mano del suo Presidente, è assolutamente un burattino nelle mani della Cina? Sì. È un dato assoluto. Questi sono fatti conclamati, queste sono, come dire, premesse che, come dire, ormai nessuno più le nega. Siamo tutti d'accordo sul fatto che dopo questo, fenomeno mondiale, il paese che l'ha causato chiuderà con un PIL probabilmente oltre il 5%, mentre tutti gli altri paesi del mondo saranno tutti con segno negativo. Anche questo è un dato assolutamente certo. Dopodiché arrivano i dubbi. Ma in Italia perché, per esempio, a Bergamo non è stata fatta la zona rossa? La zona rossa è stata fatta a Vo, a Codogno, persino a Troina in Sicilia, e non è stata fatta a Bergamo. È un dubbio che prima o dopo il governo dovrà pure chiarire sul perché. Perché la partita Atalanta-Valenza, che è stata a metà febbraio, quindi quando già l'emergenza era partita, perché io ricordo a tutti che i voli per la Cina si sono chiusi il 26 di gennaio e praticamente il governo ha fatto un esecutivo straordinario proprio il 31 di gennaio, quindi già si sapeva tutto, ha consentito una partita che sostanzialmente, dicono le cronache, sia stata una delle cause di contagio non soltanto in Italia ma in Spagna. Perché nei protocolli ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fra parentesi non ha in nessun documento ufficiale mai dichiarato che è una pandemia, non esiste nessun documento ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che è una pandemia, a voce e nelle conferenze stampe si lanciano anche in cose peggiori, però questa cosa non è mai stata detta. Nei protocolli ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati proibiti gli antinfiammatori, la clorochina, persino la plasmoferesi. E noi sappiamo bene che cosa ha fatto De Donno, lo straordinario medico di cui non vanto della nostra sanità, cos'è che ha fatto all'ospedale di Mantova nel mese di marzo e aprile. Poi ancora,
hanno proibito le autopsie. E però peccato che qualcuno l'ha fatta, peccato per loro, perché queste cose prima o dopo emergeranno, ed è venuto fuori che la coagulazione intravascolare disseminata, si chiama tecnicamente così, peggiora quando c'è il ventilatore. E allora mi pare che quindi i danni polmonari sono stati una causa che poi sono stati messi in conto al Covid, quindi morti che sono state addebitate al Covid ma che non sono state assolutamente confermate da questo. Tutte queste tesi non vengono da uno qualsiasi, viene da Montagnier, che è stato premio Nobel nel 2008, e poi dulcis in fundo ci devono spiegare perché questi che sono dei grandi benefattori dell'umanità, nome e cognome Bill Gates, che dovrebbero donarsi, dovrebbero dare risorse per poter far crescere l'umanità, no? Però chiedono 140 milioni di euro al governo italiano che guarda caso glieli dà. Tutto questo per creare un vaccino. E siccome nel frattempo è arrivata qualcosa che si chiama plasmaferesi, che è stato ormai ufficialmente dimostrato assolutamente utile, per non entrare in contraddizione non possono più negarlo come facevano all'inizio e adesso dicono che il vaccino è complementare alla plasmaferesi. Allora, è una carrellata, vedetela soltanto come spunti di riflessione. Ho usato poco fa questo termine, chiodi da piantare in testa, soggetti ovviamente, oggetto naturalmente ognuno di questi ha ulteriori approfondimenti. Quanto di questo sono bufale, quanto tutte queste che ho detto sono esagerazioni volutamente portate in un luogo dove della polemica politica intelligente e costruttiva se ne fa anche una ragione di vita politica. Bene, questo probabilmente lo dobbiamo mettere in conto. Ma quante di queste cose sono vere? Io penso che aprire oggi un dossier, aprire un'indagine conoscitiva, realizzare una vera e propria indagine in Parlamento per sapere tutto quello che è successo, ritengo che sia il minimo indispensabile. Detto questo, saluto tutti e grazie per l'opportunità che mi avete dato. Onorevole Molinari, a tema libero chiudiamo questo dibattito con le conseguenze politiche e soprattutto economiche e come fronteggiare, perché siamo di fronte a un disastro. Bene, buonasera a tutti. Insomma, permettetemi di ringraziare anch'io Stefano Candiani, gli amici della Lega della Sicilia per aver organizzato questa bellissima 3 giorni di approfondimenti, di dibattiti, di acculturamento personale. Permettetemi di ringraziare anche i tanti colleghi parlamentari che vedo presenti, vedo i colleghi del mio gruppo alla Camera, alcuni senatori, vedo anche tanti amici che sono venuti da altre parti d'Italia che ringrazio per essere qui. Il tema è stato approfondito in maniera molto chiara e dal punto di vista giuridico, se siete stati attenti, immagino che abbiate un quadro preciso di quello che è successo nel nostro Paese. Io vi voglio dare ancora giusto 2 pillole che magari possono servire, visto che qua vedo anche tanti sostenitori, militanti e simpatizzanti della Lega, per controbattere, per rispondere, per argomentare le nostre tesi. Che vedete, quando si cerca in qualche modo di mettere in dubbio quella che è stata la linea di azione del governo sull'emergenza Covid, il primo argomento che viene utilizzato è sì, ma voi siete negazionisti, se non ci fosse stato questo governo la nostra situazione sarebbe stata ancora peggiore, addirittura abbiamo il leader del PD, Zingaretti, che dice che se fosse stato per la Lega e per Salvini saremmo un paese morto. Questa è anche la linea tra l'altro di alcuni noti quotidiani che sostengono il governo, no? Far credere che un approccio diverso, magari più attento alle libertà e meno autoritativo e coercitivo, avrebbe portato al disastro. Questa può essere una crisi politica, l'importante però è che chi decide di affrontare un'emergenza in un certo modo se ne assuma la responsabilità politica. E questo è quello che è mancato durante l'emergenza Covid, è che tutto quello che ci è piovuto sulla testa non è stato rivendicato come frutto di precise scelte politiche, come frutto di approfondimento, di confronto col Comitato Tecnico Scientifico, come scelta del Ministro Speranza, del Premier Conte e degli altri ministri coinvolti. Ma tutto quello che è successo ci è stato calato sulla testa dall'alto, annunciato nelle conferenze stampa che guardavamo tutti i weekend durante il lockdown a casa, come in una repubblica sudamericana, dove Maduro è stato sostituito da Conte, ma diciamo che il sistema era grosso modo lo stesso di informazione.
con un Parlamento totalmente estromesso, Parlamento che, ci tengo a dirlo, che non è mai stato chiuso di fatto, perché il Parlamento ha continuato a lavorare, forse abbiamo sospeso le sedute per una settimana, per 10 giorni, ma si lavorava con le videoconferenze, le commissioni erano attive, ci siamo riuniti contingentando i numeri, quindi non è vero che il Parlamento non ha lavorato, ma è vera un'altra cosa. È vero che il Parlamento è stato estromesso da queste scelte. E qual è il trucco che hanno usato? Perché non si tratta nemmeno di contestare lo strumento del DPCM in quanto tale, ma quello che è stato subdolo è come il governo di fatto si è preso i pieni poteri su una delega del Parlamento che non aveva. Perché il decreto che è stato citato prima, cioè quello di fine febbraio, non ricordo neanch'io se era il 19 o il 20, ma insomma eravamo a fine febbraio, è stato uno degli ultimi atti che abbiamo votato prima del lockdown, era sì un decreto votato all'unanimità, tra l'altro su richiesta nostra, del centrodestra, ricordo bene quella settimana si doveva dibattere del Trojan nel telefono, delle intercettazioni, tema molto caro ai giustizialisti manettari 5 Stelle e al ministro Bonafede, e noi avevamo preteso che prima di quella roba lì si discutesse invece del tema Covid, visto che c'era paura nel Paese ed era un'emergenza. Ma quel decreto, votato effettivamente all'unanimità da Camera e Senato, cosa prevedeva? Prevedeva sì strumenti straordinari di intervento del governo attraverso i DPCM che potessero prevedere anche la limitazione di alcune libertà personali. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio! Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Il governo, piegando le norme costituzionali e la delega che il Parlamento gli aveva dato per il proprio potere personale, per i propri interessi. E questo, guardate, che non è che lo dice Molinari, Pagano, i parlamentari della Lega, questo lo ha detto anche la Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, che ha fatto presente un'altra cosa che ci deve entrare in testa e che dobbiamo spiegare a tutti quelli che agitano la paura del Covid come strumento di legittimazione di questo governo. Non esiste nel sistema costituzionale italiano uno stato di emergenza che permetta di fare quello che vuole al governo. Lo stato di emergenza previsto nel nostro ordinamento riguarda il codice della protezione civile, cioè lo stato di emergenza che adesso sarà nuovamente prorogato prevede che si possano derogare le regole sulle gare d'appalto, tanto per intenderci, giustissimo, bisogna comprare DP, bisogna comprare i ventilatori, bisogna le stesse esigenze che ci sono quando c'è un'alluvione, per cui non si può star lì a fare l'appalto per comprare i sacchi di sabbia o per far venire la gru a tirare via le macerie, ma si deve agire in fretta perché c'è un interesse preminente superiore. Lo stato di emergenza anche per il Covid è limitato a questo, è limitato a poteri di ordinanza straordinari delle amministrazioni, varie amministrazioni coinvolte, per aggirare o velocizzare alcune procedure che in tempi normali sono diverse. Non è che lo stato di emergenza previsto nel codice di protezione civile permette di violare i diritti costituzionali, permette di blindarci tutti quanti in casa, permette di farci schedare quando ci muoviamo, permette di chiudere le fabbriche. Non c'è questa roba nel sistema del diritto italiano, non esiste. Come non esiste nemmeno il tema che viene utilizzato di paragonare la guerra al Covid, perché è stato usato anche questo in maniera sottile, la guerra al virus come lo stato di guerra. Perché guardate che anche per dichiarare lo stato di guerra non è che la Costituzione viene sospesa. Quando si dichiara lo stato di guerra, la nostra Costituzione prevede che sia il Parlamento a delegare al governo i poteri precisi, limitati e funzionali all'esercizio dello stato di guerra. Qua
Non abbiamo visto neanche quello. Qua non c'è stata nessuna delibera del Parlamento su cosa il governo potesse o non potesse fare, se non appunto quel decreto che prevedeva i DPCM per aree circoscritte, il caso di Codogno, tanto per intenderci, ma abbiamo un governo che si è preso da solo poteri straordinari e li ha esercitati, mi permetto anche di dire, nell'assoluto silenzio della critica, dei media, dei costituzionalisti, tranne qualche raro caso. Noi abbiamo assunto come normale una roba che in uno Stato di diritto normale non può essere, una cosa che in un paese con una Costituzione che nasce dalla resistenza, che nasce dal passaggio da un sistema autoritario a un sistema democratico non si può far passare, non si può tollerare, perché è sempre nelle debolezze e nelle pieghe delle democrazie che i più vili autoritarismi possono nascere. Poi io l'ho detto anche in aula questo, io non penso che Conte sia un dittatore, penso che sia più simile al grande dittatore di Charlie Chaplin, quindi che faccia ridere, ma resta che non può essere tollerato quello che è stato fatto in Italia e resta che non si può pensare che ora, per rispondere alla domanda, sulla gestione futura dell'emergenza, la proroga dello stato di emergenza, che ha i limiti che vi ho spiegato, possa essere utilizzato nuovamente per estromettere il Parlamento da qualsivoglia decisione, perché questo è quello a cui andiamo incontro. Vi faccio un esempio: martedì, se avete tempo, se siete a casa, andrà in onda l'ennesimo grande show televisivo di Conte alla Camera dei Deputati, perché anche qua vi spiego una cosa divertentissima, i colleghi parlamentari lo sanno. La diretta televisiva è qualcosa che solitamente è uno strumento a uso delle opposizioni per rendere edotto ai cittadini italiani come contestano l'azione del governo. Non è uno strumento del governo per farsi propaganda. Col Covid noi abbiamo assistito anche a questa stortura mediatica, cioè che la diretta televisiva viene chiesta da Conte per farsi pubblicità in televisione e fare dei comizi di ore in cui parla al paese all'orario di cena, all'orario di pranzo. E anche questa volta accadrà questo, cioè martedì dalle 3:30, ve lo dico, andrà in onda il grande show sul Recovery Fund, di cui avete sentito qualsiasi cosa, anzi è la misura salvifica secondo il governo, Recovery Fund, è quella che dovrebbe appunto tirarci fuori da questa grave situazione economica in cui siamo sprofondati. Bene, sappiate che noi martedì faremo questo passaggio parlamentare per parlare del nulla, perché noi parleremo probabilmente fino alle 7:30, alle 8, alle 9 di sera in Parlamento di quelle che sono le linee guida che l'Europa dà per spendere questi soldi, che è una sorta di libro dei sogni dove non c'è una cifra, non c'è una scelta politica, non c'è un'indicazione del nostro governo su quali filoni si vuole indirizzare la spesa, ma a monte c'è un problema ancora più grosso, che non c'è neanche la sicurezza che questi soldi esistano, perché noi stiamo continuando a propagandare uno strumento che nessun Parlamento, compreso il nostro, ha ancora ratificato. E anche questa è una roba bizzarra se parliamo del rispetto della Costituzione e del rapporto tra governo e Parlamento. Noi abbiamo avuto Conte, Gualtieri, i ministri coinvolti nei vertici europei, che sono andati a prendere posizione a nome dell'Italia senza che il Parlamento gli abbia dato un mandato, violando la legge Moavero, violando una legge dello Stato, e anche qua nessuno dice niente. Va bene tutto. Poi si può essere d'accordo o no sul Recovery Fund, sul MES, ma quello che serve in democrazia è la responsabilità, che qualcuno abbia il coraggio di fare delle scelte e ne risponda davanti ai cittadini. Questi invece sono, permettetemi di dire, sono dei vigliacchi perché non hanno il coraggio di assumersi le scelte, si trincerano dietro al comitato tecnico scientifico, come dire quello che abbiamo fatto non dipendeva da noi, ce l'hanno detto gli scienziati. Bene, se ve l'hanno detto gli scienziati, però l'assessore regionale lo sa bene perché ho sentito il suo intervento di prima. Io mi chiedo perché se il comitato tecnico scientifico già a gennaio aveva detto cosa sarebbe successo, perché il governo non ha chiamato l'assessore regionale della Sicilia, quello delle altre regioni, per dirgli preparatevi a comprare le mascherine, i ventilatori, i respiratori, perché il lockdown c'è stato poi 2 mesi dopo e in 2 mesi potevamo organizzarci molto meglio e di vite avremmo potuto salvarne diverse, e non è possibile che nessuno risponda di questo, che questa cosa passi in silenzio, quando le carte ci dicono che già a gennaio si sapeva che è stato decretato lo stato di emergenza e che il governo ha pensato a fare il rifornimento di mascherine e bombole di ossigeno per Palazzo Chigi e non l'ha detto alle regioni per farlo negli ospedali. Questo è successo. Allora, qualcuno vorrà rispondere di questa roba? No, noi invece siamo in un paese dove abbiamo i media
asserviti a questo governo, che per mesi hanno cercato di criminalizzare i lombardi come se fosse colpa dei lombardi se c'era il Covid in Lombardia. Questa è la gente che ci governa, che hanno cercato di criminalizzare il presidente Fontana come se fosse colpa dell'amministrazione regionale della Lombardia se c'è stata la sfortuna di avere quel virus lì, quando in realtà sarebbe bastato un coordinamento migliore per organizzarsi ed affrontarlo meglio. Come per quanto riguarda il reperimento del materiale sanitario, vedete, durante la fase Covid Boccia e il Conte hanno parlato di riaccentramento della delega della sanità, di un sistema più accentrato perché le regioni l'avrebbero gestito male. Guardate che se non era per le regioni noi non avremmo avuto le mascherine e i ventilatori, perché la protezione civile nazionale, ogni qualvolta una regione nell'esercizio della sua autonomia riusciva a recuperare in giro per il mondo sul mercato gli strumenti che servivano per contrastare l'emergenza Covid, se li vedeva sequestrare dalla protezione civile nazionale per ridistribuirli con dei criteri non noti e di fatto rubando alle regioni quello che avevano comprato. Questa è stata la gestione dallo Stato centrale che c'è stata sulla sanità. Quindi non possiamo accettare che questi atteggiamenti continuino, non possiamo accettare che il governo continui ad agire fuori dalle regole costituzionali, non possiamo accettare di essere presi in giro, ve lo dicevo. Sul Recovery Fund vi sentirete questo divertente dibattito martedì in cui parleremo di niente, ma noi ricorderemo però una cosa a Conte, che quando a luglio è stato annunciato l'accordo sul Recovery Fund siamo stati gli unici a dire che quella roba lì non era la manna dal cielo, ma che per avere quei soldi avremmo dovuto barattare la nostra sovranità nazionale e avremmo dovuto impegnarci a fare riforme draconiane, perché quando tu associ il termine riforma al termine contenimento della spesa, lo abbiamo già visto con Monti che cosa significa: significa taglio dei diritti sociali, significa taglio delle autonomie, significa taglio dei soldi sui territori. E infatti dalla Commissione europea è arrivata da subito la prima richiesta per accedere ai fondi del Recovery Fund: cancellare quota 100, cioè cancellare la più grande riforma sociale che abbiamo fatto negli ultimi anni, cercando di smontare l'ingiusta riforma Fornero. E quindi l'idea è che per salvarci dobbiamo tornare alla politica dell'austerità e in cambio forse arriveranno 200 miliardi da spendere, non sappiamo ancora bene come, perché da quello che leggiamo c'è un grande libro dei sogni. Chiudo: che cosa dovremmo fare noi? Perché noi contestiamo questo strumento del Recovery Fund, perché non sono soldi regalati, perché ci sono delle condizionalità, perché sono prestiti privilegiati per cui lo Stato dovrà pagare prima questi titoli rispetto ai titoli di Stato comprati da tutti voi o dai risparmiatori italiani. Per tutta una serie di motivi lo contestiamo, ma se dovessero arrivare noi diamo alcuni filoni chiari su come vanno spesi questi soldi e su come si esce da questa crisi. Noi dobbiamo investire in infrastrutture e qualcuno mi deve spiegare perché le infrastrutture non hanno niente a che fare con la conversione green. Se io ho più treni veloci, se io ho più collegamenti navali, aerei, se io ho metropolitane più diffuse sulle grandi metropoli, avrò meno macchine in giro, avrò meno inquinamento, e quindi le infrastrutture per quanto ci riguarda servono alla svolta green. E quindi magari noi vogliamo anche il ponte, un altro tipo di collegamento tra la Sicilia e la Calabria, magari vogliamo finire la TAV, magari vogliamo finire il Terzo Valico, magari vogliamo la pedemontana lombarda, tante cose, il potenziamento del porto di Genova, il porto di Trieste, ce ne sono cose da fare in giro per l'Italia, infrastrutture, ma non lo faranno, perché noi siamo un governo che è sotto scacco dei comitati no TAV, no Mose, no Ponte, no questo, no altro, dei 5 Stelle che stanno di fatto bloccando l'Italia da anni, ora che sono al governo la bloccano ancora di più, quindi non lo faranno. L'altra scelta è l'investimento sul sociale. Noi qui stiamo rinviando una bomba sociale drammatica col blocco dei licenziamenti e con la cassa integrazione, al netto di quello che è stato detto, che poi la cassa a tanti non è arrivata, ma è stata finanziata comunque dal Parlamento e dal Governo. Quando scadrà il divieto di licenziamento, noi avremo il grosso delle imprese che licenzieranno tra il 40 e il 50% di dipendenti, diversamente saranno costrette a chiudere. Stiamo parlando di milioni di lavoratori che andranno per strada e il governo su questo non ha pensato ancora a nulla. E allora se arrivano dei soldi dall'Europa, 200 miliardi, buona parte deve essere investita su un piano sociale per reintegrare questi lavoratori, per fargli fare dei percorsi di formazione e non con la logica del reddito di cittadinanza. Noi la gente dobbiamo riavviarla al lavoro, non a stare a casa a far niente con la mancia di Stato. Dobbiamo spendere sul sociale, ma spendere sul sociale per aiutare la gente a tornare a lavorare, non ad abituarsi a stare a casa. E poi sgravi fiscali, esattamente come ha proposto la Francia. La Francia ha già annunciato che 1/3 dei soldi del Recovery Fund li utilizzerà per sgravi fiscali alle imprese che innovano. Dobbiamo fare la stessa cosa, perché
Lavoratore e datore di lavoro in questo momento vanno a braccetto. Dobbiamo investire per chi perderà il lavoro, dobbiamo aiutare chi genera e produce lavoro a potersi rialzare e a poter tornare a riassumere. Questo lo si fa soltanto con un taglio delle tasse. Grazie a tutti. Buonasera, volevo ricordare che il comizio di Salvini è al parcheggio Borsellino fra poco. Grazie a tutti per l'attenzione.